Amici collegati all'ascolto dallo stadio Benedetto Citterio di Lesmo, buon pomeriggio da Giovanni Saeli, tutto pronto per quel che sarà la Serie C femminile Girone A. FC Lesmo e Caronese si sfidano per altri 3 punti fondamentali in questo campionato. Prima però di scendere in campo abbiamo intervistato gli allenatori delle rispettive squadre. A tra poco. Come è stato il suo avvio di stagione? Ma no, siamo partiti bene con le prime 3 partite con 3 vittorie. Adesso sinceramente veniamo, come dici te, giustamente 2 risultati negativi. Dobbiamo cercare di riprenderci un po' dalla partita di oggi e contiamo di venire qua a fare una buona partita e cercare di venire fuori anche con risultato, cosa che abbiamo fatto anche domenica scorsa, secondo me molto bene, però negli ultimi minuti degli episodi ci hanno condannato e non abbiamo portato a casa niente, però la prestazione sicuramente c'è stata, dobbiamo riproporre oggi la stessa cosa e poi vediamo cosa succede. Mister, come sta gestendo la squadra, che è una squadra che subisce, se permette, anche un po' la pressione di essere una tra le favorite per la vittoria finale? Vabbè, un po' sì, però diciamo che questa è una squadra fatta nuova, con una società nuova, quindi ci abbiamo messo un po' di tempo per amalgamare un po' le caratteristiche del ragazzo, per capire anche a livello tattico, a livello come impostarsi, come fare le nostre cose. Quindi, poi sì, dobbiamo stare tra le prime, il nostro obiettivo penso che è quello. E anche siamo già al primo anno con una società ambiziosa a cercare di arrivare contro nei primi 2 posti, quindi l'aspirazione, l'obiettivo è cercare di raggiungere, di stare lì. Noi penso che le possibilità ce le abbiamo, dobbiamo cercare di migliorarci in tante piccole cose, però insomma dobbiamo continuare sulla strada di lavoro che stiamo facendo e cercando di portare a casa anche i risultati. Che partita si aspetta contro il Lesmo da parte delle sue ragazze? Ma mi aspetto sicuramente una partita difficile oggi perché il Lesmo la reputo una buonissima squadra, anche per quello che poi ho visto l'anno scorso, una sinceramente delle poche squadre non poche, una di quelle squadre che mi sono piaciute perché ha sempre cercato di giocare a calcio, palla a terra, quindi sicuramente oggi mi aspetto una partita difficile. Noi la giochiamo, posso dire chiaramente, a viso aperto, senza venire qui per fare un punticino meno, dobbiamo fare la nostra partita cercando di portarla a casa i tre punti. Sarà la stessa cosa anche per il Lesmo, però noi ce la giochiamo a viso aperto e vediamo cosa viene fuori. Prego. Allora, con mister Ruggeri, il tecnico dell'FC Lesmo, mister, è una bella partenza quella dell'Esmo dopo lo scorso anno, avete finito bene lo scorso anno, quest'anno siete ripartite meglio, come ha visto in queste prime uscite la sua squadra? Sono d'accordo con lei, abbiamo fatto i punti che volevamo fare, forse abbiamo lasciato qualcosa per strada domenica scorsa con una disattenzione alla fine che probabilmente meritavamo di vincere, però nel calcio ci sono anche gli avversari che non ti lasciano nulla e quindi dobbiamo accettarlo, però sì, come partenza siamo soddisfatti e speriamo di migliorare addirittura la posizione dell'anno scorso. Diciamo, parlando di dati positivi, il Lesmo non perde, almeno fino a qui, e glielo auguriamo ovviamente di continuare così bene. La vostra squadra si basa sulla difesa? Direi che il concetto è molto più generale, nel senso che cerchiamo di avere il possesso della palla per evitare che ce l'abbia l'avversario, quindi questo secondo noi è la filosofia migliore per difendersi, quando hai tu il possesso. E poi in realtà noi cerchiamo di attaccare con più giocatrici possibili, perché questo secondo noi, riempire l'area avversaria, cioè la statistica dice che ti consente di arrivare a gol più facilmente e soprattutto anche perché in un regolamento che dà 3 punti per la vittoria e 1 col pareggio, il pareggio, anche se non perdi, non è un risultato propriamente positivo a livello di classifica, quindi sicuramente è una squadra che cerca di vincere tutte le partite difendendosi con la palla. Oggi arriva la Caronese, che partita ha chiesto alle sue ragazze? Ma le ragazze sanno meglio di me le partite che devono giocare contro un certo tipo di avversario che è costruito la rosa per vincere il campionato. Però questo non ci deve spaventare, abbiamo il rispetto totale dell'avversario e questo è il miglior modo per affrontarlo. Grazie. Prego. Eccoci ancora in diretta dallo stadio Benedetto Citterio di Lesmo qui in Monza Brianza. Tra pochissimo FC Lesmo e Caronese scenderanno in campo
per quel che riguarda il girone A della Serie C femminile 2025-2026. Siamo arrivati alla sesta giornata di campionato di questa nuova stagione e adesso andremo a vedere come le due formazioni arrivano a questo match, partendo innanzitutto da quella che è l'attuale classifica in questo momento, con la Prosesto che sta fin qui dominando 5 vittorie su 5 insieme al Moncalieri a 15 punti prima in classifica, poi il Real Meda a 12 punti, segue il Lesmo, vera sorpresa di questa stagione, almeno per quel che riguarda il girone A, a seguire il Caronnese che era partita molto forte ma che nelle ultime 2 giornate ha perso punti preziosi per strada. Poi al sesto posto in classifica l'Angelo Baiardo, Sedriano al settimo posto, all'ottavo posto il Torino insieme al Torres a 4 punti, decimo posto per il Tarros a 3 punti, undicesimo l'Atletico Uri a 1 punto, chiude la Zalele Solbiatese a 0 punti in classifica. Si gioca nel frattempo anche su altri campi. L'Atletico Uri ospita il Torino, Real Meda ospita il Torres, Tarros contro Prosesto, Azalea Solbiatese contro Angelo Baiardo alle 15:30, mentre chiude questa sesta giornata alle ore 17 Moncalieri contro Sedriano. Mentre le squadre stanno per arrivare, ne approfittiamo per andare a vedere quella che è la disposizione in campo, partendo dalle ospiti della Caronnese che schierano con la 34 Schianta 4-3-2-1, questo il line-up scelto da mister Massimo Marsic. Dicevamo Schianta tra i pali con la 34, da destra verso sinistra Divino con la 17, Gola numero 2, numero 15 Gino, queste le due centrali. Con la 24 c'è Diefenteler, con la 13 Girolamo, davanti la difesa, mezzale Barbini e Manea. Per quel che riguarda invece l'attacco, dietro le punte Codeca e Pellegrinelli c'è Marini. Questo la scelta di Massimo Marsic per questo match importante per la Caronnese, per riprendere il proprio cammino. Dall'altra parte la vera outsider di questo girone A di mister Andrea Ruggeri, le ragazze scelte appunto dal tecnico, il 4-3-1-2 sono Martinelli tra i pali, Brivio e Vicini sulle fasce, Caspani, Malacrida, questo è il duo centrale, davanti la difesa Galbusera, Postiglione e Ferraro come mezzale, Serio agisce dietro le punte, Bruno e Tartaglia. Questo le due formazioni, squadre che stanno per fare il proprio ingresso in campo. E allora si attende solo appunto l'arrivo delle due formazioni. Siamo in diretta, dicevamo, dal Citterio qui da Monza, una struttura molto importante per quel che riguarda il Lesmo, una struttura che ha dato sicuramente tanto spazio a tantissimi giovani di questo territorio. Ce ne sono diverse qui vicino Lesmo, però chiaramente sta diventando un punto di riferimento anche per il femminile. Mentre ecco le squadre che entrano in campo, eccole qui le due formazioni che fanno il proprio ingresso in campo, e guidate dall'arbitro di oggi, il signor Basso da Lodi, e sarà coadiuvato da Alfredo Rosa, l'assistente numero 1 da Como, mentre l'assistente numero 2 sarà da Legnano Vantual Callini. E ricordiamo che, considerata e vista l'importantissima giornata del 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, entrambe le formazioni ma anche gli allenatori e tutti i dirigenti hanno un segno rosso sul volto in vista, appunto, dicevamo, della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La Lega Nazionale Dilettanti sostiene il 1522, il numero anti-violenza e stalking, ed invita tutti a non rimanere indifferenti, prestare attenzione, saper cogliere i segnali e sostenere chi è in difficoltà, perché può fare davvero la differenza. E dunque anche noi del canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti ci associamo a questo messaggio importantissimo, soprattutto visto che si tratta di una partita femminile, ma insomma determinate tematiche non hanno sport, non hanno colore né sesso. E dunque eccolo l'arbitro dell'incontro, il signor Basso, che sta con le due capitane decidendo insomma quali saranno le disposizioni in campo. Abbiamo già visto le formazioni. Lesmo che giocherà in divisa
bianca, maglia bianca e pantaloncino grigio, mentre per quel che riguarda la Caronnese rispetta un po' quelli che sono i propri colori sociali, con la maglia rossa e il pantaloncino blu. Questo, le due divise, squadre che rispetto a come hanno svolto il prepartita si stanno invertendo, mentre un leggero sole illumina il Citterio. E allora sarà la Caronnese a battere, in particolar modo Pellegrinelli già sul pallone. Ultimi ritocchi, ultimi dettagli da sistemare e poi finalmente si potrà iniziare con Pellegrinelli sul pallone. Per poco poi andremo a vedere, insomma, durante la partita anche quello che è stato un po' l'approccio delle due squadre a questa partita, con, dicevamo, il Lesmo ancora imbattuto, ma nel frattempo è iniziata ufficialmente FC Lesmo contro Caronnese, con il primo pallone giocato in avanti già dalla Caronnese. E dunque divertiamoci insieme con questa sesta giornata del campionato di Serie C femminile. Ricordiamo, siamo nel girone A. Pallone messo già in avanti dalla Caronnese all'indirizzo di Pellegrinelli, che lì avrà molto da fare insieme alla compagna di reparto Codeca. Qui forse subisce fallo, sì, è così. C'è un calcio piazzato da parte in favore, del Lesmo, con Ferraro che è stata messa giù irregolarmente. Allora Caspani, larga a destra da Brivio, giro palla, poi cerca di tenere il pallone serio, lo amministra allungato per Tartaglia, pallone ancora lungo, poi Pellegrinelli si sgancia per andare a recuperare questa sfera, ma non trova fortuna l'impostazione da parte di Girolamo. Dunque prime azioni in questo primo tempo, con la Caronnese che ha dato subito un segnale lanciando il pallone in avanti già in avvio. Adesso il possesso è delle ragazze di Ruggeri. Si alza un campanile controllato da Girolamo, c'è una spinta, si gioca, anzi no, c'è il fallo in favore della Caronnese. Dunque potrà salire la formazione di Max Marsic. Adesso primo calcio piazzato interessante per la Caronnese, pallone messo nel mezzo, Pellegrino non arriva, poi la gran botta dalla distanza da parte di Barbini, controlla senza troppe difficoltà Martinelli. Ci sono diverse giovani da un lato e dall'altro molto interessanti, sappiamo, insomma, conosciamo la Serie C, una vera fucina di talenti per quel che riguarda il femminile, tante ragazze che passano da questa categoria poi spesso arrivano anche in Serie A, insomma un passaggio doveroso per tante ragazze che qui riescono a giocare tanto e mettere in mostra il proprio talento. Nel frattempo seguiamo questo approfondimento di Barbini che non molla, poi Lesmo che recupera palla, riparte da Martinelli, sguardo in avanti per l'estremo difensore classe 2007. Poi pallone direttamente dalle parti di Postiglione, larga a sinistra, Vicini, lungo il pallone per Ferraro che entra in area, pallone nel mezzo, arriva prima la difesa della Caronnese, occhio perché non è finita ancora, con Ferraro che mette questa palla nel mezzo, tocca, schianta ma non trattiene, dunque poi la difesa della Caronnese preferisce mettere in corner. Dunque primo tiro dalla bandierina per Lesmo. Sarà Malacrida a mettere in mezzo, pallone messo fuori, allora sale la pressione della Caronnese che vuole evitare qualsiasi tipo di pericolo. Eccolo qua, Malacrida, pallone lungo, occhio all'inserimento con la testa e c'è il gol e il vantaggio dell'Esmo alla prima vera occasione. Ci ha pensato Bruno a colpire di testa, ottimo inserimento da parte della numero 9 che dunque fa 1-0. Marianna Bruno fa
1-0, andiamo a rivedere. E qui poi il colpo di testa e il gol da parte di Bruno. E dunque 1-0, Caronese sotto in avvio al quinto minuto di gioco. In avanti Lesmo con il colpo di testa ad anticipare Schianta, che vale fin qui l'1-0 in favore delle padrone di casa. Qui c'è una punizione con Marini che è stata messa giù. Adesso pallone lungo, siamo già dall'altra parte, Caronese che cerca subito la reazione. Palla lunga, occhio però alla ripartenza di Lesmo con Bruno che porta palla, poi triplicata, deve scaricare, non riesce a trovare una compagna, ma probabilmente da quella situazione di gioco trova il meglio, ovvero la rimessa laterale. Qui Bruno trattenuto dalla maglia, abbastanza vistosa, l'ha trattenuto sulla numero 9, impatto devastante in questo avvio per Marianna Bruno, classe 2002. Allora, pronta a rimettere il pallone in gioco Lesmo con questo calcio piazzato. Salgono 6 giocatrici per la formazione lombarda. Il pallone nel mezzo, occhio all'inserimento, poi la palla va dalle parti di Brivio e subito il 2-0, subito Lesmo con il raddoppio di Brivio che si trova tutta sola al secondo palo. Qui ottima la gestione del pallone. Andiamo a rivedere, qui vedete pallone che sfila, Brivio arriva con l'ultima giocatrice sull'out di sinistra, stoppa questo pallone, poi spacca il 7. Abbiamo visto e rivisto. E dunque 2-0 al settimo minuto. I primi 2 tiri in porta di questo match valgono il doppio vantaggio dell'Esmo, che è partita fortissimo in questa sesta giornata del girone A. E adesso chiaramente la formazione di Max Marsic dovrà rapidamente ordinare le idee, un avvio che probabilmente il tecnico non si aspettava. Adesso Caronese che deve provare a cambiare le sorti di questa partita, che al settimo è già in salita. Adesso la pressione qui dei Pellegrinelli, uscita puntuale da parte di Martinelli. E allora Lesmo che con molta serenità può reimpostare, palla a terra. Da parte di Brivio, poi Caspani, vicini. Ancora Albusera, poi il pallone da Postiglione di prima all'indirizzo di Brivio. Qui puntuale Caspani in scivolata, batti e ribatte, alla fine rimessa laterale. Rimesso il pallone in gioco subito Bruno, prova a scappare via la 9, ancora in mezzo a 2, Bruno poi commette fallo, troppa foga in questo inserimento, chiusa dalle 2 avversarie. E dunque Caronese che può riaffacciarsi in avanti, pallone già giocato rapido per Girolamo, spalle alla porta, pressata, deve ripartire dal proprio portiere, Schianta allora rapidamente deve andare dalle parti di De Vivo, passaggio non perfetto, la pressione dell'Esmo vince e convince fin qui con un pallone rapidamente di nuovo in possesso. Qui palla messa giù, non in campo, allora Vicini tenta un tocco complicato, dunque rimessa laterale. Ancora Lesmo con
Brivio, poi si riparte dalle parti di Vicini, lei l'autrice del 2-0. Pallone messo giù con Caronese che vede uno spiraglio, qui ottimo il pallone da parte di Barbini all'indirizzo di Codeca. Ottima l'intuizione, non è neanche male il passaggio filtrante, però ancora una volta puntuale Martinelli che fin qui nei primi 10 minuti di partita ha trovato un ottimo impatto. Occhio qui, nel frattempo non c'è fuorigioco, si gioca con il tiro di Pellegrinelli, poi sulla respinta arriva Codeca, si appoggia su Manea, pallone però è già uscito, aveva recuperato il possesso Tartaglia. E ancora un fallo. Allora sarà calcio piazzato, una posizione molto interessante quello per la Caronnese, quando siamo già arrivati all'11° minuto, con Girolamo che è già piazzata. Qui pallone nel mezzo, allontana Lesmo solo per un attimo, poi prova a sfondare la difesa del Lesmo, addirittura Lesmo che adesso può ripartire rapidissima, qui ci mette una pezza di Effenteler che poi scarica, si va sempre dalle parti di Girolamo. Pallone sulla sinistra ancora di Effenteler, rimessa laterale in posizione offensiva per la Caronnese. Si muovono le punte, in particolar modo Pellegrinelli scarica, poi pallone ancora per De Fenteler in posizione regolare, pallone nel mezzo, arriva prima di tutti però Malacrida. Allora in mezzo a tre non c'è nulla su questa sfera, dunque 3 giocatrici in maglia rossa sul pallone, ne esce bene però Lesmo, questo pallone forte per Galbusera, poi gestito bene ancora da Serio, pallone da Ferraro, Ferraro col destro lunghissimo, ancora Lesmo che prova ad affondare, qui preferisce non rischiare nulla, Gola che spazza via il pallone però non è uscito, allora palla corta subito per Serio col destro, Serio ci mette una pezza schianta che dà sicurezza alle proprie ragazze, parata comoda ma comunque importante, l'estremo difensore della Caronnese. Adesso prova a mettere il pallone a terra la Caronnese, giocare con più calma, con magari cercando lo spiraglio giusto. Qui Tartaglia va dalle parti di Bruno. Riparte Lesmo ancora con Brivio, poi Malacrida, Vicini e ancora Malacrida. Adesso Caronnese che ha alzato il proprio baricentro aspettando l'errore di Lesmo. Qui Vicini mette giù il pallone, aspetta, cerca una compagna, si appoggia su Malacrida. Qui c'è tanto spazio per le punte dell'Esmo, occhio perché è scappata via Tartaglia, ancora ci prova la 11, poi non riesce a far su il pallone, grande grinta, tanta forza di volontà per Tartaglia. Qui Bruno riesce in qualche modo a tenere il pallone in campo, poi a metterlo fuori, e Ferraro qui spalle alla porta, Marini ottiene una rimessa laterale, dunque De Vivo pronto a battere questa rimessa laterale. Si muovono le giocatrici della Caronnese. Ancora giro palla, poi Vicini parte e reimposta sempre con Sara Malacrida. Pallone poi per Brivio che non riesce a tenerlo in campo, allontana più che può, ma il possesso è nuovamente in favore della Caronnese.
Allora ancora Caronese con Pellegrinelli che sgancia poi il pallone lunghissimo per Bruno. Bella l'idea, Bruno si coordina, poi si rende conto che la sfera è un po' più lunga e allora preferisce inseguirla. Ancora Bruno cerca al centro Manea che si era ben inserita. E dunque corner con Malagrida che ha spazzato via il pallone ma di fatto ha colpito la propria compagna. E dunque calcio d'angolo in favore della Caronese con 9 giocatrici più il portiere 10, praticamente tutta l'Esmo nella propria area di rigore. Qui il pallone a chiudere dentro col colpo di testa, l'ultima a toccare è proprio Codecà. Grande occasione qui per la Caronese. Allora ancora impostazione dal basso per l'Esmo che prova ad andare centralmente con Martinelli, trova però De Girolamo, poi qui il pallone era buono per Pellegrini. Girolamo si era intesa con Marini. Marini ha questo ruolo insomma da trequartista, prova spesso a sganciarsi. Caronese che insiste con il proprio pressing organizzato, dove prova a non dare passaggi facili alle avversarie. Dall'altra parte un Lesmo un pizzico più attendeista che poi però parte forte in pressione. Qui occhio all'inserimento di Diefenthaler, poi pallone nel mezzo per Marini, poi ancora Diefenthaler, arriva il gol del Caronese con la numero 24 a trovare il gol del -1. Caronese che rientra subito in partita, fa 2-1 con la numero 24. Si tratta appunto di Diefenthaler. Andiamo a rivedere la realizzazione. Qui bellissimo l'ingresso, vedete, proprio della numero 24, poi pallone nel mezzo, una carambola favorisce Maidana Diefenthaler e dunque 2-1 quando abbiamo già passato il quarto d'ora. Partita che promette spettacolo e divertimento, già 3 gol nei primi 18 minuti di gioco. Insomma non ci stiamo annoiando qui al Citterio. Adesso chiaramente Caronese che prende fiducia, l'Esmo che dopo i primi 2 gol non ha più trovato vere e proprie occasioni, ma che chiaramente ha riorganizzato la propria squadra, anche un pizzico per gestire. Chiaro è che ancora manca molto tempo, però anche le energie vanno gestite. Adesso il pallone va dalle parti di Bruno che cade giù, si lamenta, effettivamente si era un po' allargata la maglia bianca, però non ci sono gli estremi però secondo l'arbitro basso. Qui occhio al Ferraro che gestisce il pallone, poi i vicini, palla nel mezzo, ancora vicini, scarica per la 10, poi arriva dalla retrovia Tartaglia, a colpo sicuro sbaglia. Grande occasione qui per il Lesmo, pasticcio offensivo dell'Esmo che ha 3 grandi occasioni con Serio, Bruno e Tartaglia, tutte e 3 però non riescono a battere. Schianta, sembrava ormai un tap-in facile per le ragazze di Ruggeri ed invece non è così. Adesso avremo modo di rivedere insomma quello che è stato. Vediamo se c'è tempo, lo rivedremo anche un po' più avanti. Prima Serio, poi Tartaglia, alla fine Bruno da pochi passi aveva tutta la porta davanti a sé, non è riuscita però a trovare la via del 3-1, si rimane dunque con una sola distanza tra le due formazioni. Adesso qui si sgancia Serio, l'Esmo che ha ritrovato fiducia, Bruno prova a mettere il pallone in mezzo, respinta, il pallone è rimasto in campo, preferisce allontanare la difesa della Caronese. Qui pallone subito per Marini che prova a girarsi, tiene una rimessa laterale, Pellegrini lascia il pallone a Diefenthaler. Qui un gioco pericoloso abbastanza evidente da parte di Barbini che alza troppo il piede.
devo dire anche in questa partita, ma un po' in tutta la Serie C femminile, abbiamo visto una grande sportività e un grande fair play anche negli scontri di gioco. Praticamente quasi sempre, insomma, le giocatrici dopo uno scontro vanno sempre a darsi il 5. Occhio però, torniamo sul match con Brivio che ha messo un pallone nel mezzo all'indirizzo di Bruno. Ancora la numero 2 dell'Esmo che prova a far su il pallone. Qui c'è uno scontro di gioco non falloso secondo l'arbitro. Allora si gioca con Malacrida che deve risolvere questa situazione complicata. Poi vicini. Allora ancora Malacrida che è fondamentale in fase di gestione per le ragazze di Ruggeri. Qui il pallone è lungo, riesce a farlo suo comunque Ferraro. Uno sguardo dentro, ancora Ferraro salta una prima giocatrice e poi va dentro. Un po' presa in controtempo la propria compagna. Allora Vicini ci prova da lontanissimo. Pallone che prende una traiettoria molto particolare, ma alla fine termina fuori al 20°. L'Esmo 2, Caronese 1. E riusciamo a rivedere l'occasione di prima. Qui prima arriva Tartaglia, poi da 2 passi Bruno si divora l'occasione che poteva valere il 3-1. Si rimane così, almeno per il momento. Qui Malacrida esce benissimo, poi arriva dalle retrovie Manea. Occhio all'incursione della mezzala, poi sempre pallone per Codeca. Riesce a evitare il corner Martinelli. E chiaramente Caronese che ha delle individualità molto importanti e quando trova campo aperto può far davvero male alle proprie avversarie. Inserimento che ha portato poi al gol di Diefenteller. Ora palla lunga qui, messa all'indirizzo di Bruno che poi però non riesce a far sul pallone. Qui ancora l'Esmo, ancora come sempre con Tartaglia che si sgancia dalle parti di Bruno. C'è il fuorigioco però proprio per Bruno. Dunque ha già battuto questo calcio piazzato la Caronese. Pallone allargato alla destra dalle parti di Manea, poi si è sganciata Codeca. Eccola qua la 9, Codeca da uno sguardo in mezzo, poi con la punta prova ad andare da Marini, fermata la 9, palla messa lunga, allontana immediatamente Gola. E ancora batti e ribatti nella 3/4 offensiva. Qui Codeca sombrero di lusso, poi prova ad andare da Pellegrinelli, si alza un altro campanile, non c'è fallo su Marini che prova a giocare da terra. Può ripartire l'Esmo subito con Serio che allarga dalle parti di Postiglione. Fa correre Bruno, però in netto vantaggio Gino. Dunque va lunghissimo, schianta, pallone nel mezzo. Entrambe le formazioni giocano una 2007 in porta, ma torniamo su questo inserimento di Marini. Dicevamo entrambe sia le formazioni, sia la Caronese che l'Esmo, giocano con 2 ragazze del 2007 in porta. Insomma, una valorizzazione totale delle giovani promesse del calcio femminile italiano, con diverse 2007, non sono le uniche in campo in realtà. Adesso andremo poi a fare anche un'analisi su quelle che sono le 2 formazioni. Occhio però qui alla Caronese che prova ad aprire un varco all'interno della difesa dell'Esmo. Poi pallone aperto proprio dalla difesa lombarda, con l'Esmo che rischia qualcosa in questo caso. Poi la palla arriva direttamente dalle parti di Galbusera che gestisce la sfera con grande disinvoltura in mezzo alle maglie rosse, poi imbuca centralmente per Postiglione, larga a destra, è scappata via Brivio, ancora Brivio, fa su il pallone, Brivio prova ad andare sul fondo, pallone nel mezzo al volo, gran colpo di Bruno che va vicina alla rete del 3-1, ma grande risposta ancora una volta di Schianta. Dunque ancora 2-1 quando
Stiamo per superare il 25esimo minuto qui al Citterio. Adesso altro affondo con Barbini, palla al piede, gioco di gambe, poi cerca nel mezzo Codeka. Pallone che è tornato in possesso delle maglie bianche. Qui Tartaglia deve farsi strada in mezzo alle maglie rosse della Caronnese. Non c'è fallo commesso da Manea, allora si gioca con la sovrapposizione di De Vino direttamente centrale da Codecca, che forse non si aspettava questo pallone. Lo può gestire con un pizzico anche di serenità e Lesmo, con Ferraro che lo ha già consegnato alla propria difesa. Adesso Vicini sull'out di sinistra, c'è sempre un po' di spazio per la numero 3 che ha già colpito in questa partita su alla rete del 2-0. Vicini, lunga la sfera per Ferraro, di testa fare da torre, anche se si era già inserita Bruno. Dunque Barbini, Pellegrinelli prova a girarsi, c'è fallo su di lei. Ancora nessun cartellino estratto dal direttore di gara. Vero è anche che la partita fin qui è stata molto corretta, entrambe le formazioni. Adesso occhio a questo ingresso con Manea che prova ad inserirsi, non viene servita, allora chiede palla Pellegrinelli, imbucata ottima per De Vino, anticipata De Vino. Subito Ferraro che gestisce con la solita Malacrida. Centralmente sbaglia Malacrida, allora ghiotta occasione per la Caronnese che però non riesce a sfruttarla. Dunque Pellegrino prova a recuperare il pallone con Marini che porta il pallone sul sinistro, poi imbuca per Codecà, rimbalzo e poi ancora Codecà che salta il portiere e arriva il pareggio da parte della Caronnese, con Codecà che va a realizzare il gol del 2-2. Mentre c'è una giocatrice a terra, adesso andremo a rivedere quella che tutta l'azione, ma chiaramente resta valido il gol di Bianca Maria Codecà. Quindi andiamo a rivedere qui l'inserimento, poi palla che sbatte sul volto appunto di Vicini, però è chiaro che non c'è nessun fallo, insomma, di gioco, semplicemente un po' sfortunato il rimpallo delle ragazze di mister Ruggeri. Ancora a terra Vicini, speriamo non sia nulla di grave. Vero è che Malacrida ha dato parecchia potenza a quel rinvio per spazzare via il pallone, insomma, in maniera più rapida e efficiente possibile. Ha trovato però da distanza molto molto ravvicinata il volto di Noemi Vicini. Speriamo che non sia nulla di grave. Nel frattempo è entrato anche lo staff medico in campo quando stiamo per arrivare al 30° minuto di gioco, e dunque 2-2 in questo primo tempo. Ci aspettavamo una partita divertente, ma non così divertente. 4 gol nei primi 30 minuti, insomma una media altissima, ma abbiamo visto un po' quello che è stato lo score delle ultime partite di entrambe le formazioni, due squadre che giocano a viso aperto e che chiaramente si espongono alle ripartenze avversarie. Da questi vari fattori, insomma, ne è venuto fuori un'ottima prima mezz'ora. Qui vediamo se verrà operato un cambio o se si potrà continuare con Vicini in campo. Sicuramente la 3 deve, almeno per il momento, abbandonare il rettangolo di gioco, mentre i due allenatori ne approfittano, insomma, per fare una sorta di time out al volo, con Vicini che comunque si rialza, e questo è importante. Adesso l'arbitro basso chiaramente richiama le squadre in campo perché bisogna riprendere, e si riprenderà, come dicevamo, dal 2-2, mentre Vicini, come vedete, si accomoda almeno per il momento al di fuori del rettangolo di gioco. Dunque Lesmo che per questi minuti sarà in 10 donne in campo.
Adesso chiaramente Caronese che ha reagito al colpo iniziale. Beh, grande prova di carattere da parte delle ragazze di Marsic, mentre Lesmo che dopo i 2 gol ha comunque continuato a mettere in campo la propria filosofia di gioco, ed effettivamente le occasioni non sono mancate anche per la squadra di Ruggeri. Come dicevamo, partita molto divertente, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Sicuramente uno spot meraviglioso per quello che è il calcio femminile, per quello che è la Serie C femminile della Lega Nazionale Dilettanti, che come ben sapete ogni settimana trasmette una tra le migliori partite in tutta Italia dei 4 gironi. Allora ritorniamo sul campo con la ruletta di Marini che poi allarga a sinistra da Barbini, punta la propria avversaria, ancora Barbini, gioco di gambe, Barbini cerca di rientrare, poi col tacco da Pellegrinelli, la palla rimane lì, ma c'è il fuorigioco, offside chiamato proprio sulla numero 10, bella qui l'occasione. Qui si riprende a giocare con Lesmo, ricordo che è ancora con 10 giocatrici. Qui fallo su Ferraro, Lesmo che può respirare. Chiaramente mister Ruggeri sta cercando di capire se dovrà effettuare un cambio o Vicini riuscirà a rientrare, mentre sta ancora subendo delle medicazioni, ha subito davvero un forte colpo al volto. Si gioca nel frattempo con Ferraro che viene colpita. Qui De Vivo chiede subito scusa, proprio sotto la nostra postazione. Come dicevamo, insomma, c'è grande fair play qui. De Vivo che subito è andata a chiedere scusa alla propria compagna, alla propria avversaria. Ferraro pronta a battere, allarga a destra, c'è anche Brivio, potrebbe essere una soluzione, no, va vicino, corto, subito per Galbusera, poi Caspani, lunghissima per l'inserimento di Tartaglia, pallone allungato, era bella l'idea, ma viene subito allontanata la sfera, poi messa giù da Barbini che protegge col corpo, ancora Barbini, scappa via la propria avversaria, Barbini, ancora Barbini, prova ad affondare, aspetta l'inserimento di Codecà, ancora Codecà, forse toccata. Altra grande occasione per la Caronese, come dicevamo, ha reagito e anche bene ai primi 2 gol subiti nei primissimi minuti di gioco. Adesso altro grande inserimento con Codecà che ha mancato l'appuntamento con il gol da pochi passi. Adesso siamo già dall'altra parte perché Bruno ha fatto suo il pallone. Ancora Bruno, toccata da dietro, abbastanza evidente il fallo commesso da Barbini e dunque calcio piazzato. È una posizione molto interessante quella per le ragazze di Ruggeri che anche nei calci piazzati hanno fatto bene anche nelle scorse partite. Allora salgono le torri, un occhio chiaramente su Tartaglia e Bruno. Tartaglia ancora senza marcatura, adesso va a sistemarsi anche la Caronese. Vediamo quale sarà lo schema delle ragazze in maglia bianca. Pallone scodellato nel mezzo per Bruno che va a provare con il tacco, poi allontana senza pensarci troppo, in questo caso Manea, poi addirittura Codecà fa su il pallone. Ancora Manea, palla giù messa da De Vivo, Codecà tiene il pallone con sé, poi ottiene una rimessa laterale preziosa in quella parte di campo, permette alle proprie compagne di prendere fiato e rialzare il baricentro. Dunque De Vivo, si propone Marini, De Vivo però va da Girolamo, poi prova a scarpar via sulla fascia Manea, aveva capito tutto però la difesa dell'Esmo. Adesso Codecà in mezzo a 2, poi ancora Marini, porta a spasso il pallone Marini, slalom in mezzo alle maglie bianche, ancora Marini, prova a portarsi il pallone sul sinistro, Pellegrinelli 1-2 con Marini, la palla arriva dalle parti di Codecà, forse l'ultima a toccare è una giocatrice dell'Esmo, non secondo l'arbitro, che ovviamente ha una posizione migliore rispetto alla nostra, e dunque rimessa dal fondo con
Martinelli che ha già battuto. Pallone lunghissimo subito per Bruno, che sta facendo un gran lavoro, assistita chiaramente da Serio e Tartaglia. Qui scappa via Manea in grande stile, poi il pallone imbucato da Marini per Codecà, ancora palla per Codecà, esce Martinelli che non si fida ad andare in uscita, insomma con le mani, preferisce andare con i piedi e concedere una rimessa laterale. Il male peggiore in questa occasione. Ancora però Caronese che prova un forcing, questo finale di secondo tempo, cade a terra Pellegrinelli, ma di fatto è scivolata praticamente sola e dunque rimessa dal fondo quando siamo arrivati al 36esimo minuto di gioco. Lesmo 2, Caronese 2, fin qui una partita stupenda. Martinelli lungo, il pallone già intercettato dalla Caronese solo per un istante, perché Galbusera ha già allargato a sinistra dalla rientrata Vicini, che sembra stare bene adesso. Pallone lunghissimo per Ferraro che può controllare, ancora Ferraro, uno sguardo in mezzo, Ferraro col sinistro, diventa una sorta di tiro, ha impattato male col sinistro il pallone e dunque rimessa dal fondo per Caronese, con Schianta che potrà andare lungo all'indirizzo magari di una delle due torri offensive. Arriva però il Lesmo su questo primo pallone, poi Gola allontana come può, l'ultima a toccare è una giocatrice maglia rossa e dunque Vicini dalle parti di Bruno, tiene il pallone col petto, lo mette giù, Bruno prova ad amministrarlo di prima, prova a giocare Lesmo che però fornisce il pallone a Codecà. Qui Vicini spende con grande intelligenza un cartellino giallo per evitare la ripartenza della formazione ospite e quindi cartellino giallo sacrosanto per la numero 3 e la prima ammonita di questa partita, che ha preferito spendere insomma il proprio cartellino per evitare guai peggiori. Dunque Pellegrinelli sul pallone, già 5 maglie rosse pronte al limite dell'area di rigore avversaria, diverse trattenute, pallone scodellato nel mezzo, occhio alla testa di Codecà, altra grande occasione per la Caronese, ancora una volta con Bianca Maria Codecà. Qui stiamo rivedendo insomma quella che è stata l'incornata testa di Codecà, non è riuscita a dare però l'angolo giusto. Rimessa laterale. Ancora Lesmo, pallone centrale da Bruno che prova a saltare la propria avversaria, poi calcio di punizione tra le proteste delle maglie bianche dell'Esmo. Insomma Bruno ha recuperato sì il pallone ma in maniera fallosa su Girolamo, secondo il direttore di gara. Girolamo va lunghissima, tiene una rimessa laterale ancora la Caronese, posizione defilata con Diefenteller, spalle alla porta Pellegrinelli, poi pallone che passa come sempre dai piedi di Girolamo. Marini, Manea, uno sguardo dentro, ancora Manea prova il tiro, addirittura colpisce la propria compagna, dunque l'Esmo che può provare a ripartire, più rapida Codecà in questa occasione. E allora subito giro palla con Girolamo, imbucata per Diefenteller che ne ha già messa una di imbucata al veleno, realizzando il gol del momentaneo 1-2. Aveva tentato un altro inserimento che insomma sembra funzionare neanche poco.
Eccola qui nel frattempo Martinelli, pronta ad andare lungo. Ancora pallone per Tartaglia che lascia la sfera a Postiglione, nel mezzo arriva Bruno, non riesce a toccare Ferraro, altra grande occasione stavolta per l'Esmo, con questo pallone al veleno messo dentro da Postiglione. Poi prima Bruno non riesce a spizzicare, poi subito dopo arriva anche Ferraro. Entrambe però non riescono ad impattare il pallone, palla che si spegne sul fondo quando siamo già entrati negli ultimi 5 minuti più recupero, che immagino sarà corposo considerando i 4 gol più il minuto e mezzo 2 perso per il colpo subito da Vicini a metà a metà primo tempo. Nel frattempo seguiamo Tartaglia, ancora Tartaglia, prova ad affondare la 11, mette il pallone, sembrava volesse cercare una compagna in mezzo, invece era di fatto un tiro all'indirizzo della porta, difesa da Schianta. Dunque palla a terra, ha già giocato il pallone la 34. Subito De Vivo, Manea, centralmente da Marini, trattenuta, calcio di punizione con Manea che si è fermata. E allora Girolamo ha già battuto, perso anche probabilmente un parastinco, ma si gioca. Palla per Girolamo, eccola qua. Ancora Girolamo, imbucata per Marini, poi Pellegrinelli addirittura prova dalla 3/4 con un pallone che insomma va a spiovere, però troppo alto, dunque deve solo osservare con gli occhi Martinelli. Qui insomma avete sentito un po' di trambusto, nulla di grave. Un addetto insomma ai lavori dell'Esmo scivolato, non si è fatto niente, però insomma vi rassicuriamo, se avete sentito un po' di trambusto capita anche questo chiaramente nel live streaming. Allora calcio, anzi pardon, rimessa laterale, ritorniamo sul match con Vicini, poi pallone che circola tra i piedi di Galbusera, scodellato nel mezzo all'indirizzo di Bruno. Bruno prova a deviare, puntuale la parata di Schianta, altra occasione per l'Esmo che dopo aver subito insomma il ritorno della Caronnese sta provando a costruire un nuovo vantaggio. Qui pallone lungo per Pellegrinelli che tocca quanto basta per Codecà, ancora Codecà fa valere la propria corsa, Codecà col destro alto sopra la traversa, altra grande occasione da un lato e dall'altra. È una partita molto divertente quella del Citterio, 2-2, ma è un match impronosticabile in questo momento. Adesso giocata a terra la sfera con pallone già imbucato per Ferraro, spalle alla porta Ferraro, si appoggia su Caspani, ancora possesso Caronnese, Pellegrinelli, poi Codecà, pallone per De Vivo, Girolamo, imbuca per Manea, forse in posizione regolare, si gioca De Vivo, pallone nel mezzo, non arriva a coordinarsi Marini, occhio dalle retrovie però perché arriva anche Barbini, uno sguardo in mezzo, poi col sinistro a cercare Codecà, Pellegrinelli tocca ma non riesce a far su il pallone, poi dalle retrovie come un treno arriva anche Gino, tiene il pallone in campo Manea, Manea punta alla propria avversaria, ancora Manea prova a scappare via, fa buona guardia ma solo per un momento l'Esmo, poi il tiro improvviso da parte di Marini, grande risposta di Martinelli, una vera e propria occasione da gol questa per la Caronnese, una grande risposta dell'estremo difensore Martinelli. Non era semplice la parata, forse non potentissimo il tiro sì, ma la palla è sbucata all'improvviso con Martinelli che non aveva la visuale per insomma la visuale libera, dunque ha visto il pallone partire solo all'ultimo istante. Allora ancora Caronnese in avanti con un corner, qui arbitro che va a richiamare
Manea, che va a disturbare Martinelli. Qui pallone nel mezzo, tocca Codecà. Ancora occasione per la Garonnese. Con la solita Codecà. Vediamo quanto sarà il recupero. Avvisato dal signor Basso. Calcio di punizione in favore della Garonnese. Tre minuti di recupero nel frattempo assegnati dal direttore di gara. Pallone di Girolamo messo nel mezzo, arriva Codecà, poi Martinelli non si fida, era molto complicato questo pallone alzato dalla propria compagna e allora ha preferito, insomma, in un palleggio pallavolistico allontanare, allungare sul fondo. È stata la miglior soluzione probabilmente quella di Martinelli, ma ancora un corner. Pallone nel mezzo, lunghissimo dalle retrovie. Arriva il gol ancora della numero 24, ancora una volta. Ci pensa Diefenthaler. È la seconda realizzazione in questa partita per l'esterna sinistra. Andiamo a rivedere il corner che vale il gol del 2-3. Vedete qui lasciata troppa sola Diefenthaler. Con la testa trova il varco giusto e dunque 2-3. Ha completamente ribaltato la partita la Garonnese dal 2-0 del settimo minuto al 47esimo. Garonnese a portarsi in vantaggio per la prima volta in questa partita. Adesso Garonnese che vuole chiudere in avanti e fare unplane, qui messa giù, calcio di punizione e cartellino giallo, il secondo di questo match per Galbusera. Ricordiamo che insieme alla 5 è ammonita anche Vicini, entrambe per il Lesmo. Pronta a mettere in gioco questo pallone Girolamo. Lunghissimo al limite dell'area, allontana come può la difesa di casa. Poi Tartaglia insegue il pallone, non si fida Diefenthaler e dunque rimessa laterale con Lesmo che proverà a chiudere il proprio primo tempo in avanti. Pallone per Tartaglia. Protegge, conquista un'altra rimessa laterale, Lesmo che guadagna centimetri. Serio, pallone nel mezzo per Bruno, la tre quarti gestito da Postiglione, poi imbucata all'indirizzo di Ferraro che non trova il gol, ma comunque il tiro era vano perché è stata già ravvisata una posizione di offside dall'assistente. Adesso dunque Schianta andrà a rimettere il pallone in gioco, ma probabilmente sarà l'ultimo pallone del primo tempo. Ed è così, infatti, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Un primo tempo molto divertente quello fra Lesmo e Garonnese, risultato di 2-3. Lesmo che prima è passata in vantaggio con una doppia rete al terzo e al settimo minuto, poi Garonnese che ha ribaltato tutto nei restanti 40 minuti trovando il temporaneo vantaggio di 3-2. Noi andiamo in pausa, ma durante la pausa ascolteremo i dirigenti di entrambe le formazioni che sono intervenute ai nostri microfoni nel pre-partita. A tra poco.
Allora, con Gennaro Scala e Angela Biella, rispettivamente il responsabile della prima squadra e un po' il direttore sportivo di quello che è l'FC Lesmo e la responsabile del settore femminile dell'Esmo. Parto dalla responsabile del settore. È un settore che sta crescendo, quello dell'Esmo. L'Esmo sta investendo tanto nel femminile. Quali sono i prossimi obiettivi che vi siete posti? Sì, allora è qualche anno che noi appunto crediamo molto nel progetto del calcio femminile e abbiamo riservato molti spazi e cercando sempre di mettere tutto alla pari con il settore maschile di questa società. Per l'anno prossimo contiamo di avere un centro sportivo tutto a disposizione del femminile, solo ed esclusivamente del femminile, che è proprio qui dietro a Corezzana, a pochi chilometri, dove abbiamo già messo a disposizione delle categorie più piccole del settore giovanile, sempre femminile, e l'anno prossimo con la realizzazione del manto in sintetico verrà anche destinato anche alle gare, alle partite della prima squadra e della juniores, che invece attualmente giocano su questo campo. State facendo passi da gigante anno dopo anno. Dove vede la sua Lesmo fra qualche anno? Dove vorrebbe vederla? Diciamo dove vorrei vederla, dove la vedo non lo so. Allora io sinceramente non parlerei di categorie, ma di sviluppo di quello che è sempre stato il nostro progetto, e cioè l'aggregazione e cercare di mantenere attiva questa attenzione e questo faro sul calcio femminile per potergli dare più spazio possibile anche a livello regionale, nazionale e così via. Passo anche al direttore Scala, è responsabile della prima squadra. Direttore, parliamo del campo, parliamo di questa stagione che è già iniziata, è partita molto bene l'Esmo. La stagione è partita bene, la squadra ha fatto ottime partite. Domenica abbiamo perso 2 punti chiaramente per una nostra ingenuità, però siamo partiti bene e speriamo di andare avanti così. Chiaramente vogliamo cercare di rimanere sempre in alto in classifica. Ecco. È una squadra ben costruita, bisogna dirlo, è una squadra che guarda anche al futuro. Si aspettava questa partenza? È una squadra ben costruita, io sono arrivato da quest'anno ma conosco il mister e la società da un po' di anni, il mister fa giocare bene la squadra e nel femminile è una qualità importante, facendolo da un po' di anni, quindi giocare bene nel femminile è importante. Mi aspettavo questo exploit e chiaramente noi puntiamo sulle giovani brave. Siamo una società, diciamo, che non facciamo voli pindarici, che dobbiamo prendere calciatrici di livello, ma dobbiamo prendere giovani bravi che hanno voglia di seguire la mission di questa società e di rimanere più in alto possibile. Poi io da buon napoletano sono scaramantico, quindi gli obiettivi non glieli dirò mai e quindi speriamo di fare bene come stiamo facendo. Grazie mille. Vicepresidente della Caronese, Riccardo Gioia, vicepresidente, è una squadra che è stata costruita con un obiettivo chiaro, comunque quello di fare bene, molto bene in questo campionato. È felice di questo avvio? Allora sì, le prime 4 partite indubbiamente ci hanno reso subito molto felici, le ultime 2 un po' meno, anche se devo dire l'ultima, ancorché persa in casa, è stata una partita giocata bene da squadra, dalle nostre ragazze, quindi la vittoria a volte si vince, tutte le altre volte si impara, quindi non è determinante, sono determinanti altri valori a nostro modo di vedere, proprio come filosofia della Caronnese, e quindi sì, la soddisfazione c'è e anche tanta. State crescendo in fretta in questi anni. Qual è la mission della società? Qual è il vostro obiettivo futuro? Allora, la nostra mission è molto utopistica perché in realtà va oltre il calcio. L'esperienza del settore femminile per noi ha un significato importante dal punto di vista educativo. Noi come società abbiamo avviato questo progetto sulla sostenibilità nel calcio, e non parlo di sostenibilità economica ma proprio sostenibilità valoriale, dall'ambiente al sociale alla trasparenza nella governance, e il calcio femminile per noi è importante perché è un veicolo importante per i giovani, per far capire ai maschietti che abbiamo, ne abbiamo circa 300 in Caronnese, che il calcio non è monopolio maschile, e questo incide al nostro modo di vedere in maniera significativa anche sotto l'aspetto culturale. Perché far capire ai nostri maschietti che le donne possono giocare a calcio, e non solo, lo fanno anche ad un livello maggiore rispetto ai maschietti per quanto ci riguarda, è importante perché crea rispetto, crea consapevolezza, e per noi nel nostro progetto, ripeto, idealistico e utopistico di risanare un mondo come quello del calcio un po' troppo
scontaminato da fattori che con lo sport e con i valori dello sport poco c'entrano, questo è un passaggio fondamentale per noi.
Ancora in diretta dal Citterio di Monza, qui all'Esmo, appena ricominciata la partita tra l'Esmo e Caronnese. Si riparte dal 3-2 in favore della Caronnese. Come dicevamo, una partita molto divertente, una partita davvero ricca di spunti, con la Caronnese che ha recuperato i 2 gol di svantaggio. Un avvio davvero brillante quello delle ragazze dell'Esmo allenate da mister Ruggeri. Poi il ritorno della formazione ospite. Occhio all'Esmo che inizia in avvio con Tartaglia, pallone nel mezzo esterno della rete per Tartaglia. Prima occasione di questo secondo tempo. Ci sono stati dei cambi, adesso li andremo a ravvisare. Andremo a capire quali sono state le sostituzioni. In particolar modo deve essere uscita, pardon, con la numero 5 Galbusera al suo posto dentro Alice Castelli, sì, così pare. Adesso cercheremo di capire meglio. Qui pallone lungo, non c'è il fuorigioco su Codecà. Sicuramente dentro Castello al posto di Galbusera. Abbiamo visto dentro anche Giulia Gatti. Vediamo come si riassetterà, insomma come si reimposterà e reinventerà, insomma, la formazione di Ruggeri in avanti. Nel frattempo questo corner in favore della Caronnese. Marini mette giù, non riesce a calciare, prova a scappare, allora via l'Esmo subito con Gatti cercata da Bruno. L'intervento in anticipo, poi Pellegrinelli pardon, per Manea. Di Vivo nel mezzo, Codecà prova ad andare Pellegrinelli che poi commette fallo, evita una ripartenza pericolosa, che del cartellino giallo, chiaramente capitano dell'Esmo. Caspani, poi 1-2 con Gatti, anzi pardon, si tratta di Castelli, si è sganciata, insomma è andata a prendere appunto il posto di Galbusera in mezzo al campo. Adesso occhio alla ripartenza di Codecà, non c'è fallo sulla 9, allora può ripartire rapidamente l'Esmo subito con l'inserimento di Tartaglia, non viene servita, si va centralmente ancora da Castello, pardon. Poi Postiglione, Tartaglia come viene all'indirizzo di Brivio. Brivio prova a recuperare la sfera ma fa buona guardia Barbini e dunque rimessa dal fondo. Il pallone già recuperato dall'Esmo solo per un attimo, allora Barbini larga a sinistra, punta Postiglione, ancora Barbini, cerca Pellegrinelli, di prima di Fenteler centralmente per l'inserimento di Manea, allontana la difesa dell'Esmo. Poi occhio alla velocità di Tartaglia, preferisce non rischiare gol e ripartire dalla propria compagna. In questo match sta difendendo i pali della Caronnese, si tratta ovviamente di Schianta, partita complicata chiaramente per entrambe le portiere, ma bisogna dirlo, in realtà hanno poche colpe sui 5 gol che abbiamo visto fin qui. Pellegrinelli larga a sinistra da Barbini che dà uno sguardo in porta, ancora Barbini, c'è un contatto, si gioca, ancora Barbini, uno sguardo alla porta, prova ad imbucare per Marini. Poi l'Esmo allontana
alla ricerca di Bruno lì davanti. Subito Postiglione, anzi no, sì, eccola qua, Postiglione prova il movimento, cercare Castelli. Caronese che prova a reimpostare, qui c'è un colpo su Marini, non falloso, allora Manea per Codecà. Pallone per Tartaglia, ancora Tartaglia, prova a rientrare, poi va da Bruno, uno sguardo in mezzo, Bruno tiene il pallone, l'ultima a toccare è Girolamo e dunque corner in favore dell'Esmo, quando abbiamo già superato i primi 5 minuti di questo secondo tempo. Cala la temperatura qui al Citterio, temperature sempre più rigide con il sole che sta lasciando l'impianto sportivo. Pallone corto, subito con il pallone in mezzo, forse un colpo con il braccio, non c'è fallo di mano, aveva tentato, fortuna dalla distanza Noemi Vicini. Pallone centrale recuperato da Postiglione, forse c'è un fallo su di lei, no, si gioca, Tartaglia, spalla alla porta, allarga ancora per Postiglione, occhio perché è un'azione interessante, Postiglione prova a cercare Bruno sul primo palo, respinge come può la difesa caronnese. Subito Brivio, centralmente da Castelli, Vicini, prova a saltare la propria avversaria, non ci riesce, allora Pellegrinelli fa partire le sue, Marini rapidissima, in mezzo a tre, messa giù, non c'è fallo, scivolata Marini, e allora pallone dall'altra parte, subito allontanato dalla difesa rossoblù. Allora centralmente Castelli lavora questo pallone, poi prova ad imbucare per Tartaglia che però non aveva intuito l'idea di Castelli. Qui imbucata per Bruno, spalla alla porta, ancora il tiro da parte di Giulia Gatti, anzi è lei, è lì. Il pallone messo per Bruno, trattenuta, non c'è nulla secondo l'arbitro che non se la sente, sembrava stesse per fischiare qualcosa, non c'è nulla però in questa occasione. Lontana adesso l'Esmo tra le proteste. Qui dicevamo mister Ruggeri che ha fatto 2 cambi nell'intervallo, abbiamo avuto modo di parlarne, ha messo dentro Castelli e Gatti, togliendo dunque Ferraro e Galbusera, questi 2 cambi operati da mister Ruggeri. Nessun cambio fin qui invece per quel che riguarda la formazione di Marsic. Adesso pallone nel mezzo, bella l'idea da parte di Barbini che aveva cercato l'inserimento di Manea, le 2 mezzale che spesso si inseriscono in questo 4-3-1-2. Adesso Girolamo di prima intenzione per Pellegrinelli, insegue il pallone Codecà, giocatrice di grande esperienza, Bianca Maria Codecà, trascorso importante anche in categorie superiori. Qui Gola allontana, mette giù il pallone Marini, può ripartire subito da Caronese con il pallone a sinistra per Barbini, si propone anche Marini, Barbini va all'1 contro 1, ancora Barbini sul destro, pensa al tiro, poi ci ripensa, va da Marini col destro, pallone a lato, può tranquillamente osservare con lo sguardo questa sfera finire sul fondo Martinelli. Dunque si rimane sul 2-3 al 10° minuto del secondo tempo. Squadre che adesso stanno trovando meno spazi, sono un po' più chiuse, sicuramente anche le forze fresche aiutano. Qui Bruno lotta sul pallone, le dà una mano come può Castelli. E allora l'Esmo che prende campo e si ripropone in fase offensiva.
con Castelli, dentro per Bruno che non riesce a dare, non riesce a toccare il pallone. Ha tentato un tiro al volo e qui schianta, si prende tutto il tempo a propria disposizione mentre sta calando, come vedete, il sole sul benedetto Citterio. Adesso Tartaglia lotta sul pallone, poi imbuca ancora dentro per il tiro di Gatti, ancora Bruno praticamente sulla linea, si salva la Caronese, altra grande occasione, poi il pallone viene riscodellato nel mezzo, ancora giro palla, grande occasione qui per l'Esmo. Adesso ora può ripartire anche la formazione di Marsic con Barbini sull'out di sinistra. Ancora Barbini. Protegge questo pallone, poi prova a ottenere un calcio d'angolo e così della Caronese. Calcio piazzato dalla bandierina con due giocatrici vicino alla bandiera. È un po' complicato vedere chi va a battere questo angolo dalla nostra postazione, ma vediamo direttamente il pallone scoderato nel mezzo, allontana Martinelli come può, poi Marini sistema il pallone sul destro, pensa al tiro, poi cambia idea, perde l'attimo vincente Marini, ma ancora possesso per le rossoblù. Quando stiamo per arrivare all'ora di gioco, ancora Caronese in avanti con il risultato di 3-2. Chiaramente ci avviciniamo a quello che poi sarà la girandola dei cambi. Negli ultimi 30 minuti di gioco ne ha già operati 2 mister Ruggeri. Hanno dato oggettivamente anche un po' di freschezza a quella che è la manovra della formazione di casa. Dunque Malacrida, poi Caspani, adesso l'Esmo che si dispone con 3 difensori, una sorta di 3-4-3 con Postiglione, è rimasta al centro del campo aiutata da Gatti, qui anticipata proprio Castiglione da una sempre viva Manea, poi De Vivo deve proteggere la sfera dal pressing di Ferraro. Dunque avevamo notificato male prima, non è Ferraro ad essere uscita, bensì Serio. Adesso pallone nel mezzo, anticipata, poi Gola porta a spasso il pallone e lo consegna a Barbini. Bella l'imbucata qui per Marini, deve correre la difesa dell'Esmo. Marini, uno sguardo in mezzo dove c'è Codeca pronta a ricevere la sfera, la palla viene messa larga a destra da Manea che però aveva già provato un inserimento e allora Bruno protegge il pallone, poi c'è il calcio di punizione conquistato da Bruno che protegge bene la sfera e dunque l'Esmo che può prendere fiato e riproporsi in avanti quando siamo arrivati all'ora di gioco. L'Esmo 2, Caronese 3. Pallone centrale. Ancora l'Esmo che prova a riproporre il pallone in avanti, batti e ribatti. Marini prova a mettere il pallone giù. Non c'è fallo su Marini, si può giocare. Allora Barbini sulla linea, la rimessa laterale centralmente da Pellegrinelli. Poi Barbini, uno sguardo alla porta, cerca la compagna, trova però un'attenta difesa dell'Esmo in copertura. Ancora una volta Caronese però che prova ad impostare. Si gioca qui spalla contro spalla, non c'è fallo. E allora De Vivo ha già imbucato il pallone per Codeca. Poi in qualche modo deve provare ad allontanare la difesa dell'Esmo con Castelli che ha rischiato qualcosa. Adesso Vicini.
praticamente Tartaglia si è allargata a destra, Bruno a sinistra, centralmente invece è andata Castelli, anzi Gatti, pardon, Castelli invece al centro del campo. Insomma, c'è un po' di confusione, vi chiediamo scusa per questo, però chiaramente non è semplice decifrare, insomma, quelle che sono poi le novità tattiche, la partita in corso, da parte dei due tecnici. Anche i cambi sono stati effettuati, insomma, durante la pausa. Il pallone che non è uscito, e allora lo può subito giocare Castelli, poi centralmente va lungo come può Lesmo, che non riesce a impostare una vera e propria azione offensiva. Rimessa laterale già battuta con Pellegrinelli che allontana, rimessa laterale nuovamente, ma stavolta in favore dell'FC Lesmo. Qui occhio perché prova a scappare via il Lesmo con l'imbucata per Tartaglia. Bella qui l'idea da parte di Gatti, anzi si trattava di Castelli. Ancora Postiglione, accompagnata all'esterno, Postiglione scappa via, poi messa giù, calcio di punizione, posizione molto interessante, c'è anche il cartellino giallo per Barbini, e dunque ammonita la numero 7, la prima giocatrice ammonita per quel che riguarda la Caronese. Ne ha due invece, sono state due le giocatrici ammonite invece tra le ragazze dell'Esmo, in particolar modo Vicini e Galbusera, che però ha già lasciato il posto proprio a Castelli. E adesso chiaramente quasi tutto l'Esmo in avanti, con Castelli pronta a battere questo calcio piazzato. Solo Malacrida e Brivio fuori dall'area di rigore avversaria, tutto il Lesmo alla ricerca del gol del pari. Pallone nel mezzo, allontana Pellegrinelli, non è finita, prova a gestire la sfera Caspani, poi il pallone termina sul fondo, dunque si ripartirà appunto la battuta di Schianta. Aveva provato Sofia Caspani. Pallone che riparte appunto dall'estremo difensore della Caronese. Basso questo rinvio, rischia qualcosa qui, e allora Castelli, non c'è fallo su di lei, Codeca di prima appoggia, poi Pellegrinelli apre a sinistra per Barbini che ha tanto campo, punta la propria avversaria, tu per tu, raddoppiata Barbini, porta il pallone sul lato di sinistro, poi prova a rientrare, non trova centralmente Manea. E allora subito Tartaglia centralmente da Bruno, che deve lavorare questo pallone, lo tiene con sé Bruno, uno sguardo avanti, forse è meglio andare indietro, allora riparte da una sempre attenta Castelli al centro del campo insieme a Postigliana, mentre Ferraro si è alzato un po' di più sul lato di sinistra. Insomma, pochi riferimenti adesso alle proprie avversarie da parte della formazione di Ruggeri. Qui c'è un fallo commesso da Manea, chiaramente involontario, ma il colpo c'è, dunque calcio piazzato in favore delle ragazze di Ruggeri. Vicini, pallone al limite dell'area, Pellegrinelli allontana solo per un istante, poi c'è un contatto duro da parte di Pellegrinelli, calcio di punizione, questo fallo su Castelli,
anzi no, è Gatti che è stata colpita. E dunque altro calcio piazzato, punizione da posizione centrale, siamo praticamente al centro esatto della tre quarti. Questa è una interessantissima occasione. Occhio a questa occasione. Giulia Gatti sulla sfera. 4 giocatrici della Caronese sulla barriera. Va Gatti! Grandissima conclusione di Gatti. Grande respinta da parte di Schianta. Una grande occasione qui con il tiro teso da parte di Gatti. Ma siamo ancora in campo con il corner. Subito Tartaglia. Poi pallone messo nel mezzo. Ci prova ancora l'Esmo. Poi non arriva sul pallone Ferraro. Grandissima occasione qui per l'Esmo che è andata vicinissimo al pari. Qui da segnalare, insomma, oltre al grande gesto tecnico di Gatti, anche la grande respinta da parte di Valentina Schianta. Dicevamo, classe 2007. Pallone centrale, poi un contatto, altro calcio di punizione per un tocco col braccio da parte del difensore della Caronese, mentre si scaldano ben 5, anzi 6 giocatrici della Caronese. Ancora da lontanissimo Giulia Gatti, pronta ad andare. Va Gatti tesa stavolta sulla traversa, addirittura Pellegrinelli prova a far ripartire le sue, ma c'è una delle ragazze che era in barriera che appunto è stata colpita dal pallone. Dunque si rialza solo adesso. Si trattava di Gino. Già si è rialzata, dunque si può riprendere. Prova ad impostare nuovamente l'Esmo con Malacrida. Vicini. Cerca centralmente Bruno. La palla è per lei che non riesce però a stoppare bene. E allora non può arrivare neanche Gatti. Occhio alla ripartenza qui della Caronese. Già fermata. Postiglione appoggia. Sempre per Gatti. Conquista la sfera però la Caronese con Barbini, poi il retropassaggio dalle parti di Schianta che deve rapidamente andare da Manea, prova ad uscire, anzi pardon, era De Vivo, ora per Manea, palla allungata per Pellegrinelli, spalle alla metà campo avversaria, riesce comunque a scaricare, allora Girolamo di prima intenzione per Codeca, deve uscire Martinelli, puntuale l'uscita della numero 1, in completo, totalmente viola. Adesso Castelli, Vicini. Castelli che è andata a sostituire Galbusera nel ruolo di playmaker della formazione di Ruggeri. E adesso Postiglione da Caspani, salta la propria giocatrice, si prende qualche rischio, poi allarga Vicini. Cerca una giocatrice nel mezzo, Postiglione forse con un braccio, si gioca comunque ancora Caspani che prova ad affondare. Pallone larga a sinistra, Ferraro, uno sguardo nel mezzo, ancora Ferraro, viene raddoppiata, prova ad andare in mezzo da Bruno, non arriva nessuno, non si fida però di Effenthaler, poi il pallone nel mezzo, ancora una volta, ci ha provato Gatti. Altra occasione con
Lesmo che ha fatto tutto bene, è mancato solo un vero e proprio tiro in porta. Adesso imbucata centrale conquistata da Girolamo. Pellegrinelli, uno sguardo a memoria per Marini, che poi prova ad imbucare per Codeca. Rinuncia alla corsa Codeca. Era un bel pallone, un pizzico lungo probabilmente. Adesso ancora Martinelli, poi Malacrida. Centralmente per Bruno, allontana come può Gino. C'è un cambio tra le fila della Caronese. Ad uscire una delle migliori in campo assolutamente, Girolamo. Al suo posto dovrebbe entrare la numero 21, sì, è così, fuori Girolamo, dentro Beatrice Abati. Numero 21, Beatrice Abati, classe 1997. Adesso ancora Lesmo che prova a reimpostare con la solita Marini. Non riesce a sfondare sulla propria fascia Barbini. Allora tartaglia Postiglione in scivolata, trova un'ottima rimessa laterale, si carica anche il benedetto Citterio nel freddo di queste giornate gelide che ben conosciamo qui. Chiaramente il sole ormai è andato via. Allora Bruno cerca il pallone, rimane a terra Bruno, si gioca comunque con il lancio lungo di Diefenthaler, già fatto proprio da Caspani che sbaglia l'appoggio, e allora Manea prova ad imbucare. Ottimo intervento in questo caso da Castelli, poi occhio alla velocità di Ferraro, non si fida Gino che poi va a chiedere scusa al proprio portiere. C'è un altro cambio, stavolta tra le fila del Lesmo. Fuori la numero 2 Brivio, dentro la numero 15, si tratta di Dell'Oro. Poi fuori anche la numero 8 Postiglione, il capitano. Al suo posto la numero 17, si tratta di Invernizzi. Qui ci prova subito Invernizzi. Ancora un cambio, stavolta tra le fila della Caronese. Fuori una delle migliori in campo per quel che riguarda la Caronese, tanta qualità per la numero 29 Aurora Marini, che lascia il posto. Adesso andremo a capire chi sarà la sua sostituta, numero 8. Si tratta di Badiali, dunque Badiali va a prendere il posto appunto di Marini. Si riprende a giocare. Dicevamo 3 cambi dunque operati. Ora subito Invernizzi, poi primo break, palla al piede da parte di Badiali. Pallone che si impenna, lotta su questo pallone anche Abati. Primi palloni sia per Badiali che per Abati. Qui palla a sinistra,
dalle parti di Diefenteler, poi Codecà, ancora Barbini, imbucata per Badiali che però non trova la sfera. Allora ancora Pellegrinelli a gestire, Caronese che chiaramente gioca anche col cronometro. Barbini sbatte sulla propria avversaria, ancora Barbini prova ad approfondire sull'out di sinistra, ancora Barbini, uno sguardo in mezzo, poi perde il possesso con la grande chiusura di Castelli che poi si complica la vita, consegna il pallone a Diefenteler che trova la propria tripletta personale in questo match, fa 4-2. E vedete qui l'abbraccio di Nesma Diefenteler. Eccolo qui, l'abbraccio della Caronese. Andiamo a rivedere qui. Barbini è andata forte sull'out di sinistra, poi qui Castelli ha rinviato male e allora non ci ha pensato due volte Diefenteler, che va a prendersi il terzo gol personale di questa partita. 3-4, insomma niente male. Dunque 4-2. In favore delle ospiti. È ormai un lontano ricordo il 2-0 in favore dell'Esmo al 7° minuto del primo tempo. 2 gol in rapida successione per le ragazze di Ruggeri. Adesso ribaltone totale da parte della Caronese. Ancora Bruno protegge questo pallone, ne ottiene una rimessa laterale la numero 9. Quando mancano appena 12 minuti più recupero alla fine del match. Qui Caronese che riottiene il possesso in una zona non ben visibile, insomma poco visibile dalla nostra postazione. Qui il pallone scodellato nel mezzo, Tartaglia prova ad arrivare, Gino con grande esperienza fa rimbalzare il pallone, calcola alla perfezione il tempo. E allora ancora però possesso l'Esmo che adesso è chiamata a riaprire la partita subito per poi giocarsi le chance nel finale. Una partita che chiaramente non ha regole, ce l'ha insegnato lungo questi 78 minuti di gioco. Il risultato potrebbe ingannarvi, ma è una partita ancora molto aperta. Pellegrinelli ci prova addirittura da casa sua, qui in 2 tempi Martinelli rischia qualcosa. Adesso subito l'impostazione Dell'Oro, poi pallone lungo alla ricerca proprio di Dell'Oro. Invernizzi va in pressione su Barbini che qui perde il pallone ma non il possesso, dunque rimessa laterale. Badiali lotta su questo pallone, poi arriva anche Barbini che non riesce a superare Dell'Oro, che vende cara la pelle. C'è una calcio di punizione in favore dell'Esmo, già battuto anche con un po' di fretta. Allora Pellegrini può già imbucare per Barbini, non c'è posizione di offside. Allora Barbini, uno sguardo in mezzo, va a cercare l'ingresso di Manea. Martinelli con le mani in uscita, cerca rapidamente una compagna e va lungo con i piedi. Bruno con il petto allunga per Tartaglia, presa in controtempo la 11 in maglia bianca. Dunque Invernizzi, poi Ferraro riesce a tenere il pallone in campo e a ottenere anche una rimessa laterale. Pallone nel mezzo, 1-2, Invernizzi prova ad inserirsi. Poi ancora Bruno non arriva su questa sfera, si alza un campanile. Pallone ancora una volta allungato anche da Codecà. Dunque Bonzi, già rimesso in gioco il pallone. Bonzi che ha preso il posto di Vicini. Allora Bruno si gira col sinistro, Bruno prova a incrociare, impatta male col pallone, però
nulla di troppo complicato in questo caso per Schianta. Allora, subito Diefenthaler. Pallone giocato centralmente da Badiali, poi Codecà non arriva sulla sfera, un altro campanello, Badiali allunga e tiene in vivo il pallone per ancora l'ingresso di Barbini. Aveva trovato bene Manea, ma in posizione irregolare, fuori gioco. Dunque subito Bonzi, c'è fallo ma si gioca, appoggio non perfetto quello per Invernizzi. Dunque possesso nuovamente tra i piedi della Caronese con Barbini che ha già allungato per Manea. Manea porta con sé la sfera, non ha fretta di affondare la Caronese. Pellegrinelli, c'è molto spazio, ritorna da De Vivo, poi Manea sbaglia De Vivo, anzi no, c'è un tocco, sono molto distanti insomma dalla postazione, però avesse sbagliato il passaggio ed invece l'ultima a toccare è una giocatrice in maglia bianca, Pellegrinelli. Ancora Pellegrinelli, centralmente Abbati per Codecà, poi sempre Barbini per Diefenthaler. Pallone allontanato dalla difesa che diventa un assist, o almeno per qualche istante per Tartaglia. Il pallone già recuperato da Diefenthaler che poi perde la sfera per Gatti che ha già allargato. Poi in difficoltà adesso Ferraro che sembra aver terminato il carburante. Qui cade giù Ferraro colpita, calcio di punizione quando siamo arrivati all'83esimo minuto. Lesmo 2, Caronese 4, 6 gol questo match. Pallone nel frattempo sfila, arriva sul fondo e allora Schianta pronta a rimettere in gioco il pallone. Qui Lesmo che recupera rapidamente la sfera, Caspani centralmente per Tartaglia, poi ancora Caspani, prova ad imbucare dalla parte di Dell'Oro, anticipata, poi Barbini tiene il pallone con sé, l'ultima a toccare è Tartaglia, dunque rimessa laterale. Pallone centrale per Codecà che si è sganciata e spesso in questo momento della gara si sta abbassando per dare manforte al proprio centrocampo, provare insomma a far ripartire le proprie compagne. Qui Bruno non riesce a sradicare il pallone dai piedi di De Vivo. Caronese che adesso fa circolare la palla, facendo anche un po' di melina insomma per perdere secondi preziosi. Qui rinvio lunghissimo per Codecà che è una partita all'insegna della corsa e della rapidità. Eccola qui la numero 9, Codecà, si appoggia su Pellegrinelli, velo bellissimo per Manea che poi non riesce ad imbucare. Pallone che arriva comunque nell'area di rigore avversaria. L'ultima a toccare non è una giocatrice dell'Esmo bensì della Caronese. Qui insomma errore un po' ingenuo da parte della difesa dell'Esmo con insomma giocatrice dell'Esmo che ha fatto scorrere il pallone pensando fosse sua il possesso ed invece così non era. Poco meno di 5 minuti al termine di questo match. Vi ricordo di seguire tutti i canali della Lega Nazionale Dilettanti, sia sui social che il nostro canale YouTube ovviamente, per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le emozioni e le migliori live streaming
della Serie C femminile. Occhio qui a Barbini che è scappata via, prova ad imbucare per Codeca, centrale. Martinelli si fa trovare preparata, ben posizionata, al numero 1 della formazione di casa, ma ancora Caronnese imbucata per la numero 10, visibilmente in posizione irregolare. Giorgia Pellegrinelli ha già battuto Lesmo. Qui imbucata all'indirizzo di Ferraro, arriva, schianta ad anticipare Gatti. Per un pallone un po' casuale, stava per diventare una vera e propria occasione da gol. Schianta con il tratto rosso sul volto, come ben sapete, come abbiamo detto ad avvio del live streaming. Tratto rosso per ricordare l'importanza che la Lega Nazionale Dilettanti e tutto il mondo sportivo dà alla giornata contro la violenza sulle donne. Tutte le giocatrici e gli allenatori, insomma, abbiamo visto anche nelle interviste, hanno un tratto rosso sul volto per ricordare appunto l'importanza di questa giornata. Torniamo sul match, 3 minuti alla fine più recupero dell'Oro, va centrale da Castelli. Pallone scodellato nel mezzo all'indirizzo di Vernizzi, poi Pellegrinelli mantiene con sé il pallone, subisce fallo. Un calcio piazzato d'oro per la Caronnese che può respirare. Nel frattempo c'è un'altra sostituzione, probabilmente l'ultima del match. Fuori la numero 10 Pellegrinelli, che ha fatto una grande partita. Ottima prestazione, di grande sacrificio Pellegrinelli, lascia la fascia di capitana da Bati. Al suo posto entrerà la numero, vediamo di capire in base anche alla lavagnetta, numero 26. Si tratta di Veronica Lozza. Questo è il cambio operato da Max Marsic, pardon. Pallone centrale. Arriva prima di tutti Ferraro, allunga per Bruno. Ancora Bruno da uno sguardo in mezzo. Non riesce però a servire una compagna. Dunque Bonzi. Pallone dentro. Sul pallone arriva Dell'Oro. Ancora Dell'Oro prova a imbucare centralmente. Palla respinta più volte. Poi da lontanissimo prova Castelli. Nulla di fatto però, stiamo per conoscere l'entità del recupero. Qui Manea, poi spalle alla porta Badiali, prova a salire ancora la Caronnese con Codeca che tiene con sé il pallone, poi va a servire Manea sul lato di destra. C'è spazio per Manea che non riesce a saltare la propria avversaria, ancora rimessa laterale per le ragazze di Max Marsic, che al netto di grandi sorprese adesso sembrano molto vicine ai 3 punti. Qui occhio perché sbaglia Gola e allora può scappar via subito Tartaglia. Ancora Tartaglia, si divora il gol che poteva valere una nuova speranza nel finale. Qui ghiotta occasione per Tartaglia. Classe 2005 Alice Tartaglia, andiamo a rivedere.
cui aveva rubato il tempo a gola, fin qui perfetta la numero 2 della Caronnese, primo vero errore del proprio match. Si rimane dunque sul 4-2. Altra botta molto violenta qui al volto, bisogna fermare immediatamente il gioco perché è stata una botta al volto, si perderà altro tempo. È stata colpita Lozza. Vi ricordo, al termine dell'incontro rimanete con noi perché saremo in diretta ancora con le interviste post gara, 2 giocatrici ai nostri microfoni, una per parte, dunque vi ricordo di non lasciare insomma i canali della Lega Nazionale Dilettanti. Come ben sapete, ogni domenica una live streaming della Serie C femminile nei 4 gironi ovviamente, e una live streaming per quel che riguarda la Serie D. Poi pian piano arriveranno anche i tornei delle rappresentative, in estate anche il beach soccer, insomma un anno al fianco della Lega Nazionale Dilettanti. Vi basta seguire il nostro canale YouTube. Dicevamo, al termine del match, grazie anche al coordinamento giornalistico di Vitalo Cantore della Lega Nazionale Dilettanti, come sempre presente su tutti i campi che vanno in onda sui nostri canali, avremo 2 giocatrici ai nostri microfoni. Nel frattempo, ultime battute, 1 minuto e mezzo, poco meno, alla fine del match. Forse c'è tempo per un altro cambio tra le file della Caronnese. Sì, c'è un ultimo cambio. Anzi no, ancora non autorizzato dal direttore di gara. Allora Manea allunga il pallone, poi ancora Abati sull'out di destra, porta a spasso la sfera a Barbini. Adesso arriva ultimo cambio, fuori De Vivo, gran partita di spinta per il terzino, fuori, dentro Bufano. Questo l'ultimo cambio probabilmente del match. Eccolo qui De Vivo, grande partita. Al suo posto appunto Silvia Bufano, classe 2006. Ancora Caronnese cerca l'imbucata giusta, poi riparte, ecco qua, proprio da Bufano, prima palla toccata per lei, poi Lozza allontana, ancora un minuto da recuperare, o poco meno. Si muove Tartaglia, la palla è per lei, ancora in campo la sfera, si gioca una sottile porzione di campo, ne esce fuori la Caronnese con il possesso. Bufano